Bene, con grande stupore devo dire che passano con 82,20 voti e vanno all'Ariston di Sanremo questa bellissima band che rappresenterà finalmente il rock italiano con un brano rock italiano e quindi i 20 Questions. Lo scorso 12 aprile si è svolta presso la Fornace di Aci Castello la finale regionale Sicilia della 32esima edizione di Sanremo Rock, il festival più longevo e ambito del contest nazionale per rock band emergenti, e ha celebrato venerdì sera la sua finale regionale 2018-2019 per gli artisti siciliani. Sul palco sono salite le migliori rock band regionali per contendersi il biglietto per le fasi finali del concorso. Il programma al Teatro Ariston i prossimi 4, 5, 6 e 7 giugno. La giuria, composta da esperti e professionisti del settore musicale, fra cui produttori discografici, manager, agenti di booking, addetti radio e stampa, ha decretato come vincitore della finale la band agrigentina dei 20 Questions, che classificandosi al primo posto avrà diritto ad accedere direttamente alle fasi finali al Teatro Ariston di Sanremo rappresentando la Sicilia. Tra le motivazioni della giuria anche l'originalità del brano Bianco Intorno, che ha visto la luce ufficialmente quest'estate con l'uscita di un videoclip firmato Riflessi Studio. Sanremo Rock ha visto transitare sul suo palco nel corso degli anni grandi artisti che hanno iniziato la loro carriera come Lifty, Avion Travel, Ligabue, De Novo, Tazenda, Alma Magretta. I 20 Questions sono formati dagli agrigentini Fabio Gueli alla voce e alla chitarra, Antonio Imbergamo alla batteria, Ettore Braggio al basso, Riccardo Mattina alla chitarra, Stefano Casodino alle tastiere e alla synth.